la croce, 5, 6, 7 e 8. Queste se sono troppo gonfie basta toglierli un pezzettino dall'altro. Adesso iniziamo il lavoro per la croce. Una sopra e una sopra. Quella di sotto si gira sopra dell'altra e l'altra allo stesso punto. Una volta fatto questo lavoro si gira tutto assieme e quella di sopra gli facciamo fare il giro di qua. Qui adesso c'è il vuoto dove infiliamo questo, ecco qua, e chiudiamo. E uno. Lo stesso lavoro facciamo sempre per le altre. Quanti anni è che lavori qui? Da quando avevo 4 anni, ne ho 72. E 4 anni lei lavora già? Sì, solo la mia famiglia lavorava alla Palma. Come si chiama lei? Gianfranco Mereu, sono di Siamagliore comunque, nativo solo russa. Adesso dobbiamo fare un altro lavoretto che è un po' più. Queste vanno in direzione una su e una giù e poi tornano parallele. Qui c'è lo spigolo e si continua quello lì. Lo stesso lavoro facciamo da questa parte, prima su, poi giù e poi torna così. Questa la ritorniamo indietro come prima. C'è qui il vuoto. Ecco qua. Molti la tagliano qui, è finito. Io invece per chiuderla faccio un altro lavoro. La giro così, che è un lavoro in più, diciamo. E questo in avanzo lo taglio. E uno. Stesso lavoro facciamo per tutte le altre. Dentro e si tira. Ecco qua. E abbiamo già la croce La forma. bella formata. Mm-hmm. Adesso per chiuderla ne facciamo un'altra. Questa chiude la croce. La infiliamo. E la tiriamo in un vuoto. Però ci conviene accorciarle così. Vediamo le altre due. La croce incrociata. Sì, sono due croci incrociate. E questo serve per chiuderla. A chi piace più lavorata, ecco qui. Adesso